Signori, stiano comodi, prego. Allora, un po' di silenzio. Cominciamo con l'appello. Avvocato Pogliese, avvocatessa Valenti, avvocatessa Viscuso, avvocatessa Danna, avvocato Napoli, avvocato Gulisano, avvocato Lipera, l'avvocato Amato, l'avvocato Grassia Gino, l'avvocato Giuffrida, l'avvocatessa Rizzo, anche in sostituzione del collega Catania, salvaguardatore Catania. E poi ecco, l'avvocato Antille, mi pare di aver visto l'avvocato Russo, è presente, sì. Presidente, l'avvocato Gino Grassia anche in sostituzione per Bosco Mario dell'avvocato Carmelo Peluso. Grazie. Poi c'è l'avvocato Aldo Russo e l'avvocato Gulisano in sostituzione dei difensori assenti oggi e di ufficio per gli imputati sprovvisti di difensore di fiducia. Signor Presidente, le chiedo scusa, io sostituisco l'avvocato Giuseppe Passarello. Grazie. Diamo atto che... Un po' di attenzione, per favore. Diamo atto che l'imputato Santa Paola Benedetto si è allontanato per le sue esigenze connesse alle condizioni di salute e che ha fatto conoscere di rinunciare alla presenza in aula per il tempo che sarà necessario ad assumere il pasto e all'assunzione dei farmaci di trattamento. Devo poi invitare i presenti nell'aula e gli imputati a cercare di mantenere il silenzio, perché l'ambiente è acusticamente dispersivo ed è disturbato da un rumore di fondo degli areatori che è eccessivo. Devo invitare ancora gli imputati ad astenersi dal fumare durante la trattazione del processo. Potranno fumare solo negli intervalli e ciò conformemente alle disposizioni dell'ultima legge sul divieto del fumo negli ambienti pubblici. Avverto che chi non si atterrà a questa disposizione sarà allontanato dall'Aula. Devo ancora dare atto che questa Corte aveva dato incarico alla Polizia Giudiziaria di fare degli accertamenti relativi alle registrazioni sull'eventuale presenza all'interno della perla ionica di Calderone Giuseppe e di Santa Paola Benedetto e suoi familiari. C'è una risposta della sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Catania nella quale si dice che questo accertamento non è stato possibile effettuarlo per le ragioni che sono qui esposte nella missiva, che fa parte del verbale e che i difensori che vi siano interessati possono esaminare in altro momento con il loro comodo. Dopodiché, se l'ufficiale giudiziario ci dovrebbe dire intanto chi sono i testimoni presenti nell'area. Abbiamo Leonardi Salvatore, Tomasello Santo, Cocuzza Angelo, Bellia Francesco, Cocuzza Roberto e Valenti Antonino. Vorrei sapere se sono tutti i testimoni in programma per oggi o quelli citati solo per la mattina. Quelli citati solo per la mattina, Presidente. Quindi ci saranno al pomeriggio. Ne manca uno, mi pare.
Anzi, ne mancano due perché stamattina doveva essere presente anche il signor Greco, ma mi pare che non sia presente, e doveva essere presente anche il signor Aliotta Francesco. Ma sono i testi soltanto citati per questa mattina. Nel pomeriggio ci sono altri testi indicati, Presidente. E allora vogliamo cominciare con quelli che erano rimasti ieri sera, che non era stato possibile discutere ieri sera? Presidente, c'è già un certo ordine, tenuto conto anche del fatto che uno dei testi versa in cattive condizioni di salute, quindi inizieremmo con questo test che sarebbe il signor Bellia Francesco. Allora introduciamo il signor Bellia. Presidente, posso una domanda sull'ordine dei lavori? Noto che è stato introdotto il sistema di videoregistrazione. Se ne sta dando atto al verbale e farà parte del processo l'eventuale nastro? Oppure no? È una cosa informale? Personalmente penso che se il sistema c'è, anche il nastro debba far parte Lo sto chiedendo perché si è ufficializzato far parte degli atti del processo. Perfetto. Quindi, Presidente, sarà a disposizione dei difensori che dovessero chiedere il rilascio di copia? E se lei ne dà atto a verbale, per evitare che con le cancellerie ci siano poi problemi per il rilascio se non autorizzate. Avvocato Grassia, per poterle rispondere adeguatamente dobbiamo studiare il sistema pratico di rilascio di copie, se questo è possibile. Non è una risposta della quale questa difesa ha necessità. Così per intenderci. Ecco, dico, per intenderci, programmaticamente penso che non ci dovrebbero essere difficoltà. Dico, se è un atto processuale e quindi non è un atto solo che si forma solo così, è necessario cioè solo così, che dovrebbe essere finalizzato solo al controllo dell'udienza senza ulteriori utilizzazioni. Ecco, questo è il problema. No, dico, per utilizzazione uso studio. Presidente, io sin da subito devo fare presente alla Corte che noi abbiamo dei microfoni che penso siano stati previsti e progettati a misura di un bambino di 6 anni, perché se noi stiamo così non riusciamo forse a fare percepire correttamente la nostra voce, quindi dovremmo stare necessariamente abbassati perché la voce si sente. Si accomodi, avvocato, stia seduto. Ma ci sarà il momento in cui vorremmo anche stare all'impiedi per parlare, quindi il microfono dovrà essere sistemato per poter correttamente sentire la voce. Dico, se in questo momento si sente io non lo so, non riesco a... Quindi si sente correttamente? Perfettamente. Perfetto. Presidente, in cancelleria e nei prossimi giorni avremo notizie circa la possibilità di estrarre copie anche video? Ma noi ci vediamo qui ogni giorno, avvocato, quindi prossimamente ci metteremo d'accordo. Per coordinare anche le richieste con la cancelleria. Allora introduciamo il test, per favore. C'è il biglietto con la formula del giuramento, l'abbiamo qui, signor Pede? Si accomodi. Lei è il signor? Bellia Francesco. Dovrebbe dire le sue generalità complete, signor Bellia. Luogo, data
di nascita e luogo di residenza. Nato a Catania il 34-57, residente a Cannizzaro in via Nazionale 32. Allora, qualcuno, siccome sì, ora faccio prendere, faccio fare una fotocopia e la inseriamo, la teniamo qua su. Mandare a pigliare. Allora, signor Bellia, poiché qui non ho la formula del giuramento, io lo avverto ai sensi dell'articolo 497 del Codice di Procedura Penale che lei, essendo stato citato in qualità di testimonio, ha l'obbligo di dire la verità e deve assumersene la responsabilità secondo la formula che io ora le leggo, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Dica, lo giuro. Il pubblico ministero può procedere. Adesso ascolti le domande del pubblico ministero e risponda parlando nel microfono, quindi si sistemi un po' meglio, si giri in modo da guardare il pubblico ministero. Sono un po' emozionato perché non sono mai stato... si metta calmo e cerchi di farsi forza, di calmarsi. Allora, signor Bellia, che attività lavorativa svolge? Io lavoro a Siglos da 20 anni e sono a ricevimento merci. Lei quindi lavorava al Sigros anche nel febbraio del 91? Sì, esatto, dovrebbe essere la data dell'incendio. Lei era presente la sera in cui si verificò l'incendio? Sì, ero presente al lavoro. Ricorda cosa avvenne quella sera esattamente? Ricordo, perché io non ho visto niente nel posto in cui mi trovavo, non ho visto completamente niente, non ci siamo resi conto io ed altri colleghi che tutto andava a fuoco, perché noi eravamo in un capannone che ancora tuttora esiste, che è in ferro. In che zona è questo capannone? Come? In che zona si trova rispetto al corpo? Adesso entrando dall'ingresso che c'è attualmente a Siglos è quello frontale, è un capannone in ferro. Mentre l'incendio, per quello che poi voi avete potuto constatare, da che È stato dall'altra parte. È stato dall'altra parte l'incendio. Cerchiamo di parlare più lentamente e più forte in modo che si possa percepire qualche cosa e cerchiamo un po' di silenzio, per favore. Come? Sì, non so se adesso va bene. E poi un'altra cosa, se può avvicinare il tecnico dell'impianto di areazione. Che lo staccino completamente. È assordante. Non lo so più. Presidente, Vediamo di proseguire? Sì, io posso proseguire, Presidente. Presidente, le chiedo scusa se mi dà la parola un attimino. Mi dicono dalle gabbie gli imputati
è un problema non di audio, di parlare più lentamente perché le parole siano meglio percepibili, è un problema proprio di audio perché pare che lì la voce non arrivi completamente, quindi forse è un problema di sistemazione di microfoni, non è né problema di parlare più piano né problema di parlare con un tono di voce più alto. Quindi si dovrebbe... Intanto cerchiamo di escludere questo ronzio continuo che c'è e che disturba, poi vediamo di parlare in maniera diversa, dopodiché per gradi vedremo di aggiustarci. Ma Presidente, scusi, se gli imputati non sentono nulla, a me pare che non si possa andare avanti in questa udienza. È chiaro, Avvocato, questo è chiaro. Intanto continuiamo a fare dei tentativi. Magari chiamiamo anche il tecnico del suono. È già fatto, Avvocato. Grazie, Presidente. Non c'è di che. Prego il pubblico ministero. Allora, signor Bellia, diceva che l'incendio si è sviluppato al lato opposto rispetto alla posizione da voi occupata in quel momento. Sì, almeno poi si è saputo così, che è stato dal lato opposto. E cosa ha saputo o cosa ha visto, se ricorda, e se ha visto qualcosa? Niente, io ho visto solo il fuoco, dopo che già era divampato per tutto il capannone, ho visto solo il fuoco e basta. Io ed altri colleghi stavamo ricevendo normalmente la merce che scaricavano i camion. Perciò per noi in quel momento che prendeva fuoco noi non avevamo visto niente, lavoravamo tranquillamente a fare il nostro lavoro. Lei conosce il signor Mirabella Angelo? Sì, Mirabella Angelo era il mio collega, che era stato lui infatti a dire, è venuto allarmato, tutto pallido, e ci ha detto che c'era fuoco nei corridoi. Vi ha detto qualche altra cosa il signor Mirabella in quell'occasione? Non ricordo. Mi ricordo il suo viso piuttosto impaurito, dicendo c'era fuoco. Dunque, quando è stato sentito nel febbraio del 91, 12 febbraio del 91 alle ore 20:10 in Paternò, dal nucleo operativo dei carabinieri della compagnia di Paternò, ebbe ad aggiungere, riguardo a questo specifico punto, notavo il collega Mirabella Angelo che impaurito e piuttosto agitato correva verso l'uscita dicendo che alcuni individui armati e incappucciati erano entrati e stavano cospargendo liquido infiammabile all'interno del deposito. Ricorda di aver riferito queste cose? Questo forse... non mi ricordo perché erano tante persone, probabilmente l'avrò detto sul suggerimento che quella sera lì in caserma a Paternò, dove ci hanno detto di andare a fare la deposizione, attraverso le domande che mi faceva l'appuntato, il maresciallo, io dicevo forse sì c'erano queste persone, lui diceva, però io non ho visto persone. No, lì non le dicevo questo, lei ha riferito di aver appreso, di aver visto il Mirabella Angelo agitato e di aver sentito il Mirabella affermare queste cose, non che le ha viste lei direttamente. Lo ricorda questo? Guardi, io ero preso di panico, non ricordo precisamente. Lei si è attivato per cercare di spegnere l'incendio? No, completamente, perché già ero troppo impaurito. Sono andato fuori quando ho visto l'incendio e già poi oltretutto lacrimavano anche gli occhi. Sono uscito fuori e ho visto gli altri colleghi e già c'erano anche persone estranee, curiosi che venivano. Signor Bellia, quando lei è stato sentito, sempre nel corpo di quel verbale, ebbe a dichiarare sul punto: al che io, vedendo subito dopo alzarsi le fiamme, ho cercato di prendere l'estintore unitamente ad altri miei colleghi, ma da lì a poco siamo stati costretti ad uscire. Sì, questo sì. Però è stata una cosa, non che ci siamo messi, era là vicino. No, io le chiedevo, lo ricordo adesso? Sì, qualcosa del genere, sì. Lei sa che tipo di merce vi era in quel momento all'interno del deposito andato distrutto? Il tipo di merce? Ma un po' di tutto, perché là, essendo un deposito alimentari,
c'è di tutto. Gli automezzi furono tutti portati in salvo? Sì, gli automezzi, a meno che mi ricordi, sì, ma c'erano anche automezzi estranei in salvo, poi non lo so, se almeno quelli che scaricavano sono usciti, poi il resto non lo so. Io per il momento ho finito, Presidente. Ci sono domande da parte dei difensori? Possiamo licenziare il test? Lei ricorda quali erano le ditte che si occupavano dei trasporti delle merci? Le ditte? No. Cioè, i fornitori che in quel momento scaricavano? Sì. No, completamente, perché là scaricano da almeno una media di 50 mezzi al giorno. E poi le ripeto, già eravamo presi di caos, di panico, in quel momento che è scaturito l'incendio. Lei ha mai sentito parlare della ditta Di Martino come ditta di trasporti? Sì, la conosco perché chiaramente porta merce anche da noi, la ditta Di Martino. Allora portava merce da voi? Allora, sì, penso di sì, penso. Conosce la ditta Arriela come ditta di trasporti? Cioè, la ditta Arriela la conosco perché è la ditta nostra che fa i trasporti, a meno che... Conosce la ditta Bartolini? Bartolini, certo, è un'altra casa di spedizione che porta merce da noi. È da 20 anni che faccio sto lavoro, per cui sto ricevendo merce. Sì. Ho finito, Presidente. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor Bellia, grazie. Il test successivo? Leonardi. Presidente, chiedo scusa, il tecnico della reazione non è arrivato ancora? Lo stanno cercando. Presidente, chiedo scusa, mi dà un attimo la parola. Desideravo dirle questo. Poiché questo processo ci impegnerà 3-4 udienze alla settimana, dalla mattina alla sera, queste sono le previsioni. Forse come mi suggerisce il collega, forse per alcuni anni. Quest'Aula è certamente bella, non ci sono dubbi, ben fatta, eccetera. Però l'altra credo che fosse più accogliente, soprattutto meno rumorosa. Non è opportuno che questo processo lo trattiamo in quell'Aula e qua si faranno gli altri? Questa è la domanda che rivolgevo a lei, Presidente. Signori, per quanto mi riguarda, io ho presentato certi problemi nelle sedi competenti, cioè ai miei superiori, e si è deciso in un certo modo a seguito di certi discorsi, certe discussioni. Anche voi avete i vostri organismi e potete portare le vostre istanze nelle sedi competenti e fare sentire la vostra voce. Ed è a questo che io esplicitamente vi invito, perché a parte le considerazioni se questa struttura è più adeguata o meno adeguata rispetto all'altra, io condivido con lei l'opinione che quella è un'area ormai ampiamente collaudata, Perfetto. alla quale siamo abituati. Bene. E il nostro sistema nervoso è adeguato a quella struttura, quindi ci troviamo meglio, lavoriamo meno peggio, non dico meglio ma meno peggio. Qui invece dobbiamo
rimetterci in discussione e adattarci nuovamente e fare tutto il lavoro che c'è per cercare di adeguare la struttura per quanto possibile alle nostre esigenze, perché è chiaro che un impianto di areazione così rumoroso sarebbe stato inconcepibile. Non è Però sopportabile. io mi chiedo quanto tempo occorrerà per ovviare a questo inconveniente, perché penso che bisognerà adottare delle misure di insonorizzazione o dovrà essere sostituito, eccetera. Sino a quando ciò non verrà fatto, allora, ce lo dovremo allora, Presidente, vede, fare un'udienza ogni tanto qua è possibile, ma fare 4 udienze, 4 giorni continuativi c'è da scoppiare. Chiaramente. Quindi io dico, invito. L'invito nostro era questo, Presidente, cioè se era possibile spostare il processo. Avvocato Napoli, ritorco l'invito. Sì, noi faremo le nostre iniziative con il nostro Consiglio dell'Ordine, ma invitiamo anche lei, Presidente, al che possa io posso solo scrivere che l'impianto è troppo rumoroso, assieme a tutte le altre cose che rileveremo. Ci sono imputati che non riescono, Presidente, scusi, ci sono imputati che non riescono a sentire quello che avviene in quest'aula, anche perché la trasmissione dell'impianto fonico nei gabbiotti rende difficoltoso l'audizione di quello che avviene al dibattimento, peraltro con documento della regolarità del dibattimento. Questo è un dato oggettivo, cioè dalle gabbie per esempio là sotto non sentono nulla. In questo momento gli imputati stanno dicendo che non riescono a sentire quello che viene detto. Questo è un problema, grave, di partecipazione poi dell'imputato. Ne prendiamo atto, Avvocato Antillo. Sì, lo so. Il testo è successivo. Presidente, scusi, Presidente Vitardi, mi consente? Sì, parli, Avvocato. Qui il problema è uno. A parte il fatto di poterci correttamente rivolgere al Consiglio dell'Ordine o a Camera Penale per risolvere determinati problemi, cercando di essere più realisti del re, dovremmo risolvere i problemi anche nell'immediatezza, perché ella sa, Presidente, che il fatto di rivolgersi ad un organismo comunque rappresentativo comporta dei tempi tecnici che non sono certamente compatibili con la soluzione più o meno immediata di problemi molto pratici. Oggi, in questo esatto momento, mi dicono dalle gabbie che assolutamente non si riesce a percepire nessuna delle parole che i testimoni praticamente riferiscono. È chiaro che questo problema comporta una nullità assoluta ed insanabile di quella che è l'udienza odierna, se dovessimo continuare in queste condizioni. Il fatto di poterci rivolgere agli organismi rappresentativi è giusto e corretto, le dico, però a me pare che la soluzione si allontani nel tempo. Allora io le chiedo, e formalmente stavolta, che nella immediatezza la Corte possa prendere una decisione, perché considerato e dato atto nei modi che la Corte riterrà di dovere e di poter accertare che i detenuti in questo momento non sono posti in condizioni di concretamente potersi difendere perché non riescono a percepire le parole che i testimoni riferiscono, io le chiedo la sospensione dell'udienza fino a quando tutti i detenuti, dico tutti, non saranno posti nelle condizioni di poter concretamente esercitare il diritto di difesa. Quindi, Presidente, glielo chiedo formalmente e chiedo si dia atto, anche chiedendo ad ognuno degli imputati, se riescono correttamente a seguire le parole dei testi. Se ciò dovesse la Corte accertare non avviene, è chiaro che non possiamo andare avanti fino a quando l'organismo rappresentativo, che comunque rispettiamo, non risolverà il problema. Dico tra l'altro, Presidente, che essendo tutti grandi, maggiorenni e vaccinati, abbiamo anche la possibilità di farle direttamente queste istanze, di proporle senza bisogno che perciò intervenga macchinosamente e burocraticamente o Camera Penale o il Consiglio dell'Ordine. La ringrazio. Poiché non è possibile sospendere l'udienza, questo Presidente dispone che stralcio del verbale dell'udienza odierna sia trasmesso a Sua Eccellenza il primo Presidente della Corte d'Appello e a Sua Eccellenza il signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania. Testo successivo. Presidente, le chiedo la parola, sono l'Avvocato Russo. Il difensore
Avvocato Russo, nell'interesse del proprio assistito, dichiara che siccome ha appreso che non è possibile per lo stesso seguire attivamente il dibattimento, ritiene la propria presenza in aula assolutamente inutile e dichiara di abbandonare per il momento questo posto, non potendo esercitare il proprio dovere. Presidente, si associa l'Avvocato Grassia perché non intendiamo qui fare la figura dei convitati di pietra, ma intendiamo esercitare i nostri diritti e stiamo andando via. Si dispone che anche questa parte del verbale sia trasmesso alle stesse autorità. Signori avvocati Russo e Grassia, prima di allontanarsi, signor avvocato Russo, prima di allontanarsi, la nomina del sostituto. Presidente, sarà la Corte a nominare un sostituto perché non intendiamo nominare sostituti in quanto non è un problema di sostituzione fisica, è un problema di concreto esercizio del diritto di difesa. Quindi sarà la Corte a nominare un sostituto. Grazie. Va bene. Allora, anche questa parte del verbale alle autorità competenti e si nominano sostituti agli avvocati Russo e Grassia. Scusi, avvocato Russo, la sua voce. No, Presidente, lei mi ha invitato a nominare un sostituto. Il mio non è assolutamente un capriccio personale. Io dico che nessuno, per quanto mi riguarda, può validamente sostituirmi in un dibattimento che non consente al mio assistito, quindi non solo al difensore e al sostituto, che non consente al mio assistito di seguirlo. Quindi io non posso mai nominare un sostituto perché finga di star lì a sostituirmi. Io lascio in questo momento... Va bene così, avvocato, solo semplice, questo. Volevo sentire solo questo. Va bene. Voglio dire, il suo invito io lo comprendo, ma non è che abbandono l'aula per esigenze mie. Io lascio l'aula per il momento perché non ritengo di poter esercitare il mio mandato, cosa che non può fare ovviamente neanche il mio sostituto. Io dovrei nominare. Presidente, chiedo scusa. Presidente, si può sospendere l'udienza per una decina di minuti? 10 minuti l'udienza, le dispiace? Le dispiace sospendere per 10 minuti l'udienza? Presidente, non è un abbandono della difesa. La nostra assenza dall'aula Presidente, possiamo sospendere l'udienza 10 minuti? Una sospensione dell'udienza. Presidente, possiamo sospendere l'udienza 10 minuti? Allora, si sospende l'udienza. Signor Presidente, scusi. Signor Presidente. Scusi. C'è un detenuto che desidera parlare alla Corte. Dopo che avremo ascoltato il testimone. Allora, lei è il signor? Leonardi Salvatore. E dove è nato, signor Leonardi? Nato a Zafferano e Tennea il 21 marzo 46. E risiede? A Catania, via San Zenone 30. Sì. Dovrebbe leggere la formula del giuramento. Il signor ufficiale giudiziario vuole porgere la formula del giuramento al teste, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non rispondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero.
Allora un po' di silenzio in aula, per favore. Signori, silenzio in aula. Pubblico Ministero. Signor Leonardi, che attività svolge? Il ragioniere. Alle dipendenze di chi? Del gruppo Costanzo. Da quanto tempo? Da 30 anni. In particolare le sue funzioni quali sono? Capo del personale. Svolge altre attività oltre quella che ha appena indicato? Sono stato l'amministratore unico dei supermercati 3A. Sempre per conto del gruppo Costanzo? Sì. Ha svolto attività economiche, attività imprenditoriali per conto proprio? Non ne ho ancora svolte. Ha intenzione di svolgerne? Avevo intenzione di svolgerne. Quale attività in particolare aveva intenzione di svolgere? Volevo rilevare una casa di riposo assieme a un'altra persona. Quale casa di riposo era? Credo si chiamasse Sacro Cuore, comunque era del signor Greco, gestita dal signor Greco, credo che sia Sacro Cuore. Questa iniziativa di intraprendere delle trattative, mi pare di aver capito, con i proprietari o comunque con i gestori della casa di cura Sacro Cuore, come era nata? Silenzio. Anziché di osservare il silenzio. Mi è stata proposta da parte del medico che operava in quella struttura, al quale gli era stata offerta la possibilità di poterla gestire. Mi faccia capire innanzitutto chi era il medico che operava in quella struttura. Il dottore Blancato. Mi è sembrato di capire quindi che era stato il dottor Blancato ad prendere l'iniziativa di associarla in questa attività. Sì. Il dottor Blancato aveva già preso contatti con la gestione della casa di cura, oppure prima ne parlò con lei e poi iniziò questi contatti? Lui lavorava, faceva il medico all'interno della struttura. Un giorno è venuto da me dicendomi: guardi, mi è stato proposto da parte dei gestori di voler rilevare, di poter rilevare la gestione di questa casa di riposo. Io ho risposto che se trovo un socio a livello amministrativo sono disposto, se non lo trovo, siccome io sono un po' disordinato, non sono disposto a prenderlo. Quindi se lei a me è disposto a fare una società con me che la rileviamo assieme, la possiamo rilevare, altrimenti ci rinuncio in partenza. E lei quale risposta diede? Io ho detto: guardiamo un po' i libri, vediamo un po' la situazione, mi prenda un appuntamento con chi ce l'ha in gestione in questo momento e possiamo vedere la cosa. Se è una cosa fattibile la facciamo. Ecco, innanzitutto vogliamo indicare l'epoca dei fatti. Questo avveniva verso la fine del mese di maggio o i primi di giugno del 92. Maggio o giugno 1992? Perché mi ricordo un particolare, perché il signor Greco, il gestore della casa di cura,
nell'incontro che abbiamo avuto pretendeva che noi subentrassimo con il 1° di luglio, va bene, cosa che per me era impossibile poter fare nel giro di un mese all'incirca, per questo dico verso la fine di maggio, i primi di giugno. E come andarono queste trattative? Mi pare di aver capito che lei cercò di prendere tempo per esaminare le carte, i bilanci, i libri. Sì, io sono stato nella casa di riposo, ho parlato con il signor Greco, il quale per prima cosa ha posto la condizione che dovevamo subentrare con il 1° di luglio, perché lui se ne doveva andare a Milano con la moglie, dovevamo andare a Milano dove c'erano i figli. Io ho detto no, guardi, io dal 1° di luglio non è possibile, perché se io mi impegno in un lavoro nuovo, in una cosa nuova che non ho mai fatto, per il primo periodo devo per forza interessarmi in prima persona della gestione. E siccome io ho solo 15 giorni nel mese di agosto di ferie per tutto l'anno, io non posso rinunciare al mese di agosto a starmene qua. Quindi se è una cosa che si può fare nel mese di settembre va bene, altrimenti non va bene. Dice no, non va bene, e allora niente, non se ne è fatto più niente. Cioè la trattativa non ha proseguito nel mese di giugno, perché io mi sono rifiutato di prendere possesso con il 1° di luglio. Ma ha avuto il modo di esaminare un po' la situazione, diciamo, dal punto di vista contabile? No, in questa fase no. Ecco. Poi quando sono ritornato dalle ferie verso il mese di settembre, siccome il signor Greco non aveva ancora ceduto la struttura, è ritornato nuovamente alla Che carica. significa non aveva ancora ceduto la struttura? Cioè non aveva ceduto ad altri? Ad altri la gestione. Sì. E quindi è ritornato? È ritornato nuovamente a proporla a noi. L'ha proposto direttamente a lei o tramite il dottor Blancato? Questo guarda, non glielo so dire, ma comunque era la stessa cosa, perché dovevamo essere al 50% metà ciascuno, quindi aveva il mio numero di telefono, ci eravamo sentiti, quindi non lo so, ma o me o il dottore Blancato era la stessa cosa. E quindi a settembre cosa... A settembre dice, siccome io non ho trovato un acquirente ancora, sono disposto a trattare un'altra volta. A quel punto abbiamo preso contatto con lo studio che tiene la contabilità, i libri paga, i libri matricola, tutte queste cose. Abbiamo incominciato ad esaminare tutto quello che c'era, l'andamento, se erano stati pagati i contributi, le tasse, tutte queste cose. D'altra parte è il mio lavoro questo. E ne abbiamo incominciato a discutere. Per cercare di diminuire il prezzo ho proposto che ci accollavamo noi il TFR maturato dai dipendenti, trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti, per cui questo trasferimento... Silenzio nell'aula. Presidente, io vorrei che venisse formalmente dato atto che una delle ragioni per cui vi è difficoltà a svolgere l'odierno dibattimento è il rumore di fondo provocato da questo brusio, da questo chiacchierare a dispetto della solennità della celebrazione di un processo in corte d'assise. Presidente, però io ritengo che anche... No, a questo punto, sentite, è l'ultimo avviso che do, dopodiché vi faccio sgomberare e facciamo il processo senza imputati. Presidente, non possiamo andare oltre in questo modo. Prego, Avvocato Napoli, il suo intervento in questo momento è intempestivo. No, devo rispondere al pubblico ministero, abbia pazienza. Siccome mi ha fatto un'osservazione, mi sia consentito... Avvocato Napoli, non ho pazienza. Reputo il suo intervento in questo momento intempestivo e inopportuno. Si sieda, per favore. Presidente, chiedo scusa, mi dispiace che lei lo reputi inopportuno, ma io desideravo chiarirle solo che nell'altra aula i detenuti hanno tenuto lo stesso comportamento di qua, e quindi è l'aula che crea questo brusio. Grazie. È la novità che crea il disagio, Avvocato Napoli, lo abbiamo già valutato. Questo è anche vero. Vediamo se possiamo proseguire.
Quindi stavamo parlando delle trattative, del fatto che voi avete esaminato la contabilità. La contabilità, abbiamo stabilito quando era il TFR che avevano maturato i dipendenti, per cui da un importo complessivo che noi avremmo dovuto rilevare questa gestione per 50 milioni, togliendo il TFR, togliendo tutte quelle cose che c'erano da pagare per conto della vecchia gestione, noi avremmo dovuto dare solo 28 milioni. Quindi abbiamo un po' visto tutte le carte. Noi, se non ricordo male, dovevamo subentrare con il 1° di novembre all'incirca. Primo di novembre del 1992. 92, credo, il 1° di novembre, su per giù, perché questo discorso abbiamo ripreso i contatti nel mese di settembre, a metà settembre, quindi penso su per giù doveva essere quella la data. Solo che nel mese di ottobre, a seguito della legge Amato, mi ricordo che la signora Greco parlava della legge Amato, la figlia che lavorava al comune di Milano o in un comune vicino Milano come precaria a 3 mesi, che gli rinnovavano il contratto ogni 3 mesi, a seguito di questa legge Amato non le sarebbe stato più rinnovato il contratto. E allora dice: mia figlia rimarrà disoccupata, quindi noi abbiamo deciso di non cedere più la gestione della struttura. A quel punto ci siamo ritirati un'altra volta in buon ordine e non abbiamo preso più la struttura. E questo è stato il secondo round, diciamo. Poi ce n'è stato nel mese di gennaio. Gennaio quindi 93. Certo. Nel mese di gennaio invece sono ritornati nuovamente a farci la proposta di volerla rilevare un'altra volta. Abbiamo iniziato nuovamente a fare i conteggi, abbiamo visto... Scusi un momento, prego gli imputati di non fumare nell'aula. Addirittura il giorno 5 di febbraio la signora, siccome la signora Greco, siccome fa il compleanno, c'è stata la messa all'interno della struttura, loro hanno presentato me più che altro, perché al dottore Blancato lo conoscevano perché era il medico là dentro, che sarei stato quello che mi sarei interessato dell'organizzazione là dentro. C'è stata la messa con il prete, è stato fatto il regalo, io ho fatto il regalo alla signora, tutti i vecchietti che c'erano là dentro hanno fatto una raccolta, le hanno fatto il regalo, i dipendenti le hanno fatto il regalo, emozioni, lacrime, questo e quell'altro, tutti contenti, e siamo andati a casa. Poi dovevamo fare l'atto il 28, credo, di febbraio, per subentrare il 1° di marzo. Io avevo messo nella struttura, per rendersi conto, per avere una persona sempre presente là dentro, una mia nipote che mi guardasse la situazione all'interno. Quindi avevo contattato quello della frutta, quello che doveva portare la pasta, il pane, questo, quell'altro. Avevamo un bel giorno l'appuntamento dal notaio alle ore 16 per andare a fare l'atto. Alle 15:30 mi chiama il signor Greco, dice: guardi, non vada più dal notaio perché non se ne fa più niente. Mezz'ora prima a dire la verità ci sono rimasto male, mezz'ora prima. Dico: ma allora lei ora se ne vada dal notaio, per prima cosa, e va a pagare il notaio, perché aveva già tutto predisposto. Ci sono rimasto male veramente. La sera ci sono passato dalla casa di riposo e ho fatto le mie rimostranze, perché io avevo già speso il mio nome, io avevo girato per tutti i posti dicendo io subentro, e poi invece
una cosa che ci si rimane male, diciamolo così. Da quel momento lui, il signor Greco, ha proposto a mia nipote se voleva rimanere là e mia nipote non è voluta rimanere. Ho chiesto giustificazione, mi ha detto che suo figlio era rimasto disoccupato, che era stato licenziato o si era licenziato, non me lo ricordo, e che quindi non aveva più intenzione di cedere alla struttura. Da quel momento non sono più passato da quella strada. Lei ha parlato di un assegno che era stato consegnato dal dottor Blancato per un importo di 10 milioni. Sì. L'importo definitivo quale doveva essere? Doveva essere all'incirca 28 milioni, perché i 50, tolti poi i rati di tredicesimo, di quattordicesimo, il TFR, questo e quell'altro, dovevano essere all'incirca 28 milioni, quindi dovevamo dare 14 milioni ciascuno. Ecco, questo assegno su quale conto corrente venne staccato? Guardi, questo non me lo ricordo proprio. Innanzitutto suo o del dottor Blancato? No, del dottore Blancato. Questo assegno per giunta non è stato mai incassato dal signor Greco, perché quando poi abbiamo sciolto il contratto, il signor Greco ha ritornato lo stesso assegno al dottore Blancato perché non l'aveva ancora cambiato. Ha restituito, ha dato oltre l'assegno una somma di denaro? Avete richiesto una somma di denaro? Sì, noi abbiamo chiesto il doppio di caparra. Addirittura non credo erano 10 milioni, forse erano 15 milioni dati in acconto, perché noi poi io ho chiesto altri 15 milioni, il raddoppio della caparra, ma poi lui ha nominato un suo rappresentante, un avvocato, e dopo vari incontri ci siamo accordati per 10. Quindi ci ha restituito l'assegno di 15 milioni più 10 milioni più altri 10 milioni. Avevate sostenuto delle spese, a parte questo interessamento, questa spendita del suo nome? Avevate sostenuto delle spese in previsione del subentrare nella gestione della casa di cura? Ma delle spese così, abbiamo pagato l'avvocato che ci aveva assistito, abbiamo dato qualche cosa all'avvocato che era un mio amico, le spese logistiche così, non più di tanto. Siccome nel contratto era prevista la clausola dell'arbitrato, se noi fossimo andati dietro all'arbitrato avremmo ottenuto 15 milioni di restituzione, il doppio della caparra, però sarebbero passati forse 4 o 5 anni, una cosa del genere, quindi arrivato a un certo punto ci siamo accordati per 10 milioni. E lei quanto ha ricevuto di questa somma complessiva, cioè i 10 milioni o i 15 milioni dell'assegno più i 10 milioni? A lei cosa è toccata di questa somma complessiva? Credo che abbia preso, perché 1 milione glielo abbiamo dato all'avvocato, quindi sono rimasti 9 milioni, quello che avevamo speso ognuno per i fatti nostri. Quindi lei ha preso un 4 milioni e mezzo. 4 milioni. E viceversa, nel momento in cui il dottor Blancato aveva staccato un assegno di 10 milioni, lei non aveva dato nessuna... Quindi, si è chiarito che 15 pubblico ministero? 10 o 15? 15. No, 15, non c'era nessuna... 15 milioni, dico, lei aveva versato... No, in quel momento non avevo versato niente, mi ero proposto io di dare alla fine, quando facevamo l'atto, di uscire la mia quota. Lei come aveva conosciuto il dottor Blancato? Ma il dottore Blancato lo conosco da moltissimi anni, perché
mio padre è diabetico, è morto nelle sue braccia, mia madre è diabetica, io ho un inizio di diabete, quindi anche se non è mai stato il nostro medico quello scritto sul libretto della cassa mutua, ma è un discorso di fiducia, di stima che... Ecco, ma lei, le chiedevo questo, lei lo ha conosciuto così professionalmente oppure lo aveva conosciuto per altre ragioni e poi No, l'ho conosciuto professionalmente nella casa di cura nel centro catanese dove lavorava lui. Qual era questa casa di cura dove lavorava il dottor Brancati? Centro catanese di medicina e chirurgia, credo che si chiami così. Dove è ubicato? In via Battello. In via Battello. E la proprietà di questa struttura a chi appartiene? Cosa intende per proprietà? La struttura era universitaria, perché lui era ricercatore universitario e quindi dipendeva dall'università. L'edificio come edificio era dell'impresa Costanzo, diciamo un'impresa del gruppo. Quindi sostanzialmente mi faccia capire, questa struttura è quella che viene definita, viene indicata comunemente come la clinica Motta? Sì. E in questa clinica lavora il genero del Cavalier Costanzo? Il genero del Cavaliere Costanzo no. No. Vi lavorano comunque altri familiari del Cavaliere Costanzo o comunque di altri? Lei si riferisce a ora o ad allora? Mi riferisco a tutto, ora e allora. Per quello che è a sua conoscenza, ovviamente. Ma, non lo so, non glielo so dire di preciso. Ma il professore Motta non è parente o comunque affine del... Guardi, la clinica Motta la chiamano così non dal nipote di Motta, dal professore Mario Motta, ma da Luciano Motta, perché era il direttore della struttura. Quindi, anche se c'è un'omonimia e non sono nemmeno parenti, veniva chiamata clinica Motta in quanto Luciano Motta, che non è parente dei Costanzo, non è niente. Ma c'è un altro Motta che... C'è l'altro Mario Motta che opera in questa struttura? Operava. E quindi, siccome poc'anzi lei mi ha detto che non lo sapeva, operava in questa struttura? Ma è nipote, non è né genero... Io ho parlato di parenti, vabbè, ho parlato di parenti. Quindi il nipote operava in questa struttura? Al momento in cui avete iniziato le trattative o comunque le stavate per concludere nel gennaio del 93, quanti erano i dipendenti della casa di cura? Se non ricordo male erano 8 all'incirca, 8-10. 8-10. E i ricoverati? 27, 26 o 28. 28. La retta media di ogni ricoverato a quanto? Guardi, c'era qualcuno che pagava anche 1,5 milioni, ma era il massimo, ma gli altri 1 milione, 1,2 milioni, 1.100.000, uno addirittura pagava 600.000 lire perché non era in condizione di poter spendere di più. E il mensile, lo stipendio di ciascun operatore, infermiere o comunque inserviente all'interno della casa di cura, quanto ammontava? No, le tariffe sindacali venivano intorno a 1 milione, 1.100.000 prendevano, più i contributi naturalmente. Più i contributi. Lei ha detto che appena interrotte definitivamente le trattative andò a parlare con il signor Greco e fece le sue rimostranze per
il modo in cui erano state condotte le trattative. Le chiedo, anche il dottor Blancato fece altrettanto? Era in sua compagnia il dottor Blancato? No, ero solo. Quella sera sono uscito dall'ufficio e all'uscita dall'ufficio da Mister Bianco sono salito all'Ineri e avevo bisogno di sfogarmi, se mi permette. E avete avuto modo di commentare poi col dottor Blancato l'esito? Certo che l'abbiamo commentato, se poi abbiamo chiesto il raddoppio di quello che era stato dato in anticipo, se si sono svolte un sacco di cose. E il dottor Blancato poi che tipo di rapporti ha mantenuto all'interno della casa di cura? No, non è andato più alla casa di cura perché gli ha detto io dopo questa cattiva figura mi vergogno a continuare a venire qua perché i vecchietti già diciamo che gli ridevano in faccia. E perché ridevano in faccia? E perché subentrava lui assieme a me, subentravamo e poi invece non se ne è fatto niente. Lei sa da quanto tempo il dottor Blancato prestava servizio presso la casa di cura? No, non glielo so dire di preciso, comunque era da anni che era là. Nel corso delle trattative con la gestione della casa di cura Sacro Cuore, c'è stato un momento in cui il Greco o comunque sua moglie avevano pensato di associare soltanto lei nella gestione della casa di cura escludendo il dottor Blancato? Guardi, questa proposta ce l'hanno fatta tutte e due, sia a me che al dottore Blancato, ognuno per conto nostro. Separatamente? Separatamente. A me hanno detto, se vuole lei può rimanere socio con noi. Al dottore Blancato hanno detto la stessa cosa, perlomeno per quello che mi dice, anzi è stato lui a dirmi, perché io non glielo avrei detto, a dire la verità, che mi era stata fatta questa proposta, ma ho rifiutato sia io che lui, anche perché gestire quella struttura con loro presenti è alquanto difficile. Immagini che mia nipote, che è ancora disoccupata, non è voluta rimanere là pur essendo senza lavoro, perché i loro metodi sono, diciamo, poco ortodossi. Ma lei ha capito, sulla base di fatti che ha avuto modo di osservare, per quale motivo il Greco aveva tentato di associarla isolatamente e così altrettanto di fare con il dottor Blancato? Ha capito perché? Sì, secondo me per un motivo solo, perché loro non si volevano rimanere all'interno, però non ce la facevano a gestirla, secondo me, può essere una valutazione così, e quindi avevano bisogno di un aiuto. Dico, teoricamente questo aiuto potevate darlo entrambi nella società? Ecco, ma non associandoci noi due assieme a loro, perché noi ritenevamo che assieme a lui non la potevamo gestire, mentre lui magari riteneva di poterla gestire assieme a noi. Alle trattative ha partecipato la moglie del Greco? Sì, siccome spesso ci vedevamo là nella struttura, la moglie c'era, non c'era, saliva, loro abitano là stesso, quindi. Ecco, le risulta che la signora Greco, comunque il Greco o comunque dipendenti della casa di cura abbiano ricevuto durante, prima o dopo l'inizio delle trattative con lei e con il dottor Blancato delle richieste estorsive telefoniche? No, non mi risulta. Cioè è la prima volta che lei apprende Ma guardi, questo dubbio era venuto anche a me, se c'era qualche cosa che non andasse. Io in quell'occasione che sono stato dal signor Greco
ho chiesto anche questo, dico ci sono io solo qua davanti a lei, mi dica se c'è qualche altro problema di qualche tipo, perché dico lei a me deve dire tutto, che io subentri, sia nel caso che subentri, sia nel caso che non subentri. Dice no, assolutamente non c'è. Soprattutto nel caso che subentra, perché se nel caso che non subentra credo che... No, volevo sapere, non subentrando, se c'era qualche motivo particolare per cui non stavamo subentrando, e me lo ha escluso nel modo più assoluto. E questo tipo di preoccupazioni che lei ha esternato con il signor Greco, le ha mai esternato al dottor Blancato? Cioè quello stesso che lei ha chiesto al Greco, se ci fossero delle situazioni particolari, mi ha fatto cenno anche al dottor Blancato? No, che motivo c'era? Non è che il dottore Blancato l'aveva gestita fino a quel momento, per cui poteva essere a conoscenza. Qui non si tratta di chiedere se lui ne era no, a conoscenza. Comunque non ne ho mai parlato di questo. Non ne è mai parlato? Non gliel'ho nemmeno detto che io ho fatto questo tipo di richiesta una volta al signor Greco. Lei ha detto poco fa, avevo avuto impressione, o quantomeno ha usato un'espressione similare per dire che in qualche modo lei era insospettito. Ho capito bene il suo pensiero? Non insospettito, io cercavo una giustificazione. A questo 3 volte abbiamo fatto la prima trattativa, la seconda trattativa, la terza trattativa e questo o ci vuole prendere in giro o si vuole prendere gioco di me. Io ho il mio nome da spendere fuori, mi ha fatto fare il giro, cose. Ecco, ora le formulo una domanda in termini diversi. Il dottor Blancato le ha mai detto che la signora Greco o comunque che dipendenti della ditta, della casa di cura avevano ricevuto delle richieste estorsive? No. Non le ha mai detto che la signora Minisi addirittura era stata vittima di un... aveva incontrato 3 individui che l'avevano minacciata dicendole che doveva lasciare la casa di cura, che doveva lasciare Mister Bianco? No, non me ne ha mai parlato. Non le ha mai parlato, quindi oggi lei apprende per la prima volta queste circostanze? Veramente l'ho già appreso dal giornale questo discorso. Quindi prima del processo lei queste notizie non le conosceva. Ma a maggior ragione, se aveva ricevuto delle minacce ce lo doveva dare, no? Invece, non lo so, io ci vado così per logica. Invece si è comportato al contrario in questo caso. Le risulta che il dottor Blancato abbia insistentemente richiesto il trasferimento della gestione? Il dottore Blancato gliel'ha chiesta? No, gli è stata sempre offerta, mi risulta. Quindi sin dall'inizio l'iniziativa della cessione è stata da parte della... Sì, perché è venuta da me dicendo se lei è disposto ad imbarcarsi assieme a me va bene, altrimenti io ci rinuncio in partenza. E le fece presente che si trattava di una iniziativa che proveniva dal signor Greco, sì, senz'altro. E la proprietà dell'immobile apparteneva ai Greco oppure era... No, la proprietà è di un signore che credo abbia 92 o 93 anni, il signor Motta, che noi abbiamo contattato se era disposto a cederci il contratto di affitto. Ricordo che si pagava 5 milioni al mese di affitto, che io ho fatto fare al signor Motta delle modifiche nella terrazza dove si doveva stendere la biancheria, tutte queste cose il signor Motta le aveva fatte fare.
Abbiamo conosciuto anche la figlia del signor Motta, alla quale si riservava una stanza all'ultimo piano per poterne usufruire lei. Avevate lei e il dottor Blancato, o solo il dottor Blancato, qualche dipendente all'interno della casa di cura che vi dava informazioni sugli umori della famiglia Greco in ordine alle trattative che si stavano conducendo? Guardi, noi ci eravamo divisi i compiti, lui si interessava del medico e paramedico, sia infermieri e io mi interessavo dall'amministrazione. Per quanto riguarda queste notizie, io avevo messo mia nipote là dentro, la quale cercava di vedere e di sapere il più possibile. Quindi da questo punto di vista, diciamo, se spia la vogliamo chiamare, per me, dal mio punto di vista, era mia nipote. Come si chiama suo nipote? Sapienza Maria Rosa. E viceversa il dottor Brancato quale spia? Brancato non lo so, li conosceva tutti là dentro perché operava da molto tempo, ma non so se si appoggiava a qualcuno in particolar modo o meno. Mi scusi, lei ha detto che conosce il dottor Brancato da quanto tempo? 20 anni mi pare compiuto. Quanto? 20 anni no. Ho capito male. Da quanto tempo lo conosce? Non lo so, da quando sono iniziati i ricoveri di mio padre e di mia madre là nella clinica che lei chiama Motta. La chiamo in genere si chiama, anche se è un nome improprio, diciamo. Appunto, condivido che è improprio, però dico comunemente. Quindi a che epoca risale questa patologia dei suoi genitori che l'hanno... Guarda, non lo so, sarà 87, 86, anno prima, anno dopo. E avevate intenzione di mantenere lo stesso assetto una volta appunto assunta la gestione della casa di cura, oppure di modificarne in qualche modo la destinazione o comunque di potenziare la struttura? Quali erano le vostre intenzioni? Dico, se le intenzioni erano poter arrivare al massimo, perché il massimo della ricezione credo che poteva essere intorno ai 34. 34 posti? 34 posti. E magari cercando di mettere quelli meno anziani, quelli che avevano bisogno, cioè tutto uno studio per vedere anziché una stanza a persona chi poteva stare due in una stanza da questo punto di vista. E poi certo l'amministrazione doveva essere rivoluzionata, perché l'amministrazione ce l'avevano in mano tutte e due, il signor Greco e la moglie, e andando via loro doveva rimanere sulle mie spalle questo. E questa era la sua prima esperienza in questo settore, oppure lei aveva fatto già avuto occasione di fare esperienza? In questo settore era la prima esperienza. Diciamo che si avvaleva dalla mia collaborazione in quanto, essendo capo del personale di un'azienda con molti dipendenti, conosco questi problemi. E successivamente alla fine di queste trattative lei ha intrapreso con il dottor Brancato altre iniziative? No. Non ce ne sono state altre? No. Grazie. Avvocato Libera. Signor Leonardi, prima del dicembre 93, su questi stessi fatti, lei era stato mai interrogato da carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, magistrati, da qualcuno? No, mai da nessuno. Lei è la prima volta in assoluto che depone su questi fatti? Sì. Un chiarimento per i non addetti al ramo economistico: TFR significa trattamento di fine rapporto. La ringrazio. Quella che si chiama l'indennità del licenziamento, una volta, oggi
hanno sperimentato questo nome nuovo. Senta, lei adesso ha definitivamente fatto mente locale su quella che era stata la caparra. C'era stato prima, aveva detto una cifra, poi un'altra. Può dire quant'era questa caparra? 15 milioni. Senta, l'avvocato che lei mi pare che ha detto, mi pare che era anche parente suo, comunque l'avvocato che ha assistito lei, il dottore Blancato, nella trattativa del preliminare, chi era? L'avvocato Sciacca. Sì, Sciacca Giuseppe. Sciacca Giuseppe. Che non è parente mio, ma è l'avvocato che cura le cause del rapporto di lavoro dell'azienda, quindi mi è vicino, diciamo, tutti i giorni. Perfetto. Mi perdoni, il notaio dove si doveva fare l'atto chi era? Se lo ricorda? Se lo ricorda. Non me lo ricordo. Non ha importanza. Lei ha partecipato ad incontri tra il dottore Blancato e i signori Greco. Ha potuto constatare come erano i rapporti fra il dottore e questi due signori? Familiari. Sa se il dottore Blancato per poter... familiare, sì, vabbè, no, va benissimo, io ho capito cosa intende. Alle volte si adoperano dei termini impropri. Non so. Stiamo celebrando il processo a Catania e non a Cuneo, quindi ci capiamo anche con termini molto sintetici. Sa se il dottore Blancato fece un prestito per poter dare questi soldi di caparra, questi benedetti 15 milioni ai signori Greco? Sì, mi risulta, siccome il prezzo doveva essere 50 milioni e dovevamo uscire 25 milioni ciascuno, lui si è fatto fare un prestito a una banca popolare, non so del quale, ma era una banca popolare, una piccola banca locale, e ha avuto il prestito dei 25 milioni. Un'ultima domanda, signor Leonardi. Lei mi dice che conosce il dottore Blancato da circa 10 anni e che ha curato papà suo e mamma sua che erano malati, eccetera. Quindi ritengo a questo punto che lei conosca bene il dottore Blancato, 10 anni che vi conoscete. Sa dirmi, ecco, il personaggio Blancato com'è? Lo può descrivere alla Corte che non lo conosce? È una persona che se ne va nei casinò a giocare a chemin de fer, fa il vagabondo, lo descrive. Se lei dovesse descrivere chi è il dottore Blancato, una persona che non la conosce, che non l'ha mai visto, come lo descriverebbe? Si oppone il pubblico ministero a questa Ma perché? domanda? La domanda è una domanda che richiede un apprezzamento, lei deve chiedere. Ma lei domande su apprezzamento ne ha fatti tantissimi. Può rispondere il teste? Può rispondere? Sì. Quindi io la conosco come una persona impegnata nel suo lavoro 24 ore al giorno, per dirla grossa, diciamo, perché ha diversi punti di riferimento dove va a fare un ambulatorio in diversi posti della città e quindi diciamo il corso della giornata ce l'ha tutto impegnato, oltre alla sua disponibilità che per quanto mi risulta personalmente è una persona molto disponibile. Io non ricordo mai una volta che l'abbia chiamato, pur non essendo il mio medico, diciamo, messo sul libretto della cassa mutua, e che non sia venuto a casa mia o a casa di mio padre o di mia madre. Non ho altre domande, Presidente. Altri interventi? Pubblico ministero, se vuole tenere la sala. Lei ha detto che il dottor Blancato era impegnato 24 ore su 24. Impegnato in che cosa? Un lavoro medico, naturalmente. Lei che tipo di frequentazione aveva con il dottore Blancato? Frequentazione, ci sentivamo. C'è un rapporto di lavoro, di amicizia? Di amicizia, di lavoro no, non ne avevamo prima. E nell'arco di una settimana quante volte si vedeva col dottore Blancato? Ma ci potevamo sentire una volta, ci potevamo sentire 3 volte, ci potevamo sentire niente. Siccome c'è sua madre che fa un po' da centralinista, bastava
telefonare alla madre, la madre lo rintracciava e ci metteva in contatto, eravamo in questo quindi, modo. come sa che So che uno studio aveva a Picanello, prima andava alla clinica Motta, allo studio a fianco dell'ospedale Garibaldi, riceve vicino alla via Battello, vicino a una farmacia, a Barriera del Bosco riceve in un altro posto. Quando uno ha tutti questi punti di riferimento... Queste notizie lei come le sa? Ma li so perché ne parlavamo. Cioè gliele diceva il dottore Blancato? Sì. Il dottor Brancato le ha mai riferito che i coniugi Greco erano stati interrogati dai carabinieri nell'ottobre del 1992? No, non mi ricordo. Non si ricorda? No, non mi risulta. Ecco, perché è una cosa diversa, dico, sarebbe una cosa molto rilevante. Non mi risulta questo discorso. Anche questa è una cosa che sta apprendendo oggi per la prima volta. Sì. Il dottor Blancato le ha mai esternato preoccupazioni per la sua posizione giuridica a seguito del rinvenimento di alcune foto o comunque di alcune immagini nelle quali era riprodotto, raffigurato anch'egli? Foto sue di Blancato? Foto di compleanno, cioè delle cerimonie nelle quali assieme ad altre persone egli era rappresentato. No, assolutamente no. Non li ha mai espresso? No. Il pubblico ministero non ha altre domande. Può andare. Il prossimo test. Valenti Antonino. Presidente, soltanto per avere un programma, sentiamo questo e poi sospendiamo. Si accomodi. Si sieda. Lei è il signor? Valenti Antonino. Dove è nato? A Gravina di Catania, 25/1/1946. Risiede a Gravina? A Mister Bianco. Sì. E vuole leggere la formula relativa all'assunzione di responsabilità per la testimonianza che va a rendere. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Signor Valenti, lei svolge qualche attività attualmente? Sì. Di cosa si occupa? Sono impiegato al Siglos. Da quanto tempo, signor Valenti? Da 22 anni. Lei ricorda di un incendio avvenuto al magazzino Sigros nell'anno 91? Sì.
Era presente in quell'occasione sul posto di lavoro? Sì. Sa dire cosa avvenne? Cosa avvenne? Non glielo so dire. So che io ero là che lavoravo e mi chiamava la guardia della portineria e mi diceva di fare uscire i compagni di lavoro perché c'era un incendio in corso, ma nemmeno me ne ero accorto ancora. Lei conosce un certo Pulvirenti? Pulvirenti come? Fra i suoi colleghi. Fra i miei colleghi sì. Ci può dire il nome? Francesco. Che ruolo ha il signor Pulvirenti? Il mio stesso ruolo. Cioè? Capoturno. E il signor Pulvirenti in quell'occasione le riferì qualcosa? Il signor Pulvirenti in quell'occasione era... Cioè in quell'occasione ebbe modo di incontrare il signor Pulvirenti quando vi fu questo incendio? Quella sera era alla portineria, quando poi la guardia mi chiamava e ho scappato verso la portineria e ci siamo incontrati. Ci vedevamo tutti quanti quelli che eravamo presenti al turno. Sì, le sto chiedendo, lo incontrò il signor Pulvirenti? Non ricordo. Ricorda di aver parlato col signor Pulvirenti quella sera? Quella sera non ricordo, guarda, dire presente con cui è che parlai quella sera ormai non mi ricordo. Come tutti quanti là quelli che c'erano, però quelli che eravamo presenti. Seppe da qualcuno dei presenti come era avvenuto il fatto, cioè se era stato appiccato dolosamente l'incendio? Le dicevo, quella sera, ha mai saputo da qualcuno dei presenti? Quella sera stessa? Sì. No, quella sera stessa no. Lei quando è stato sentito dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò in data 12 febbraio 1991 alle ore 20:45, ebbe sul punto così a dichiarare: mi trovavo sul piazzale al ricevimento merce che dà verso il portone d'ingresso quando veniva chiamato con insistenza dal suo collega Pulvirenti, capoturno, è verbalizzato in terza persona, ecco perché leggo in questi termini, che gli diceva di uscire perché alcuni individui armati e incappucciati erano penetrati nel deposito e avevano cosparso lo stesso, cioè il deposito, di benzina. Scusi, io ho detto che c'era la guardia della portineria che mi chiamava, perché io ero, ha detto allo Scar che c'era la guardia della portineria che mi chiamava di far uscire i compagni di lavoro perché dice qua fai uscire tutti quanti perché sta saltando tutti in aria. Non se lo ricorda di aver dichiarato questo? Ma già nella portineria c'erano tutti gli auditi. Valenti, mi ascolti, lei si ricorda di aver dichiarato queste cose? Cose? Ricorda di aver dichiarato queste cose ai carabinieri, di aver incontrato il signor Pulvirenti? Può essere che quella sera gliel'ho detto che l'ho incontrato, può essere che l'ho incontrato, ora non lo sto ricordando più, fra 4 anni di quelle che c'erano là. Ho finito, Presidente, per il momento. Altre domande del pubblico ministero? Prego. Da quanto tempo lavora? Da 22 anni. Ricorda chi erano le ditte che si occupavano dello scarico di merce all'interno dell'area del Sigros? Del carico e dello scarico? So che c'erano delle cooperative, però non mi ricordo il nome. C'erano delle cooperative. Altri interventi? Può andare, sì. Possiamo sentire ancora un altro testimone? Prego. Ne rimangono altri 2 se non ricordo male. Presidente, mi perdoni. Prego? Presidente. Non vedo qual è la... Allora la seconda, la voce dalla terza cella isolata, qua sulla destra. Sì. Come si chiama? Sì, come si chiama? Adesso
ce ne andiamo. Adesso ce ne andiamo. Adesso ce ne andiamo. Sì, adesso ce ne andiamo. Presidente, mi perdoni, siccome ho un'udienza in concomitanza, io mi sto allontanando e sta arrivando il mio sostituto, l'avvocato Fighi. Grazie. C'è un altro testimone, una testimonianza di pochi minuti, come questo qui, oppure... Dovrebbe essere di pochi minuti, ma altrimenti, Presidente, dico, nel dubbio sospendiamo. Allora, quest'altro test. Tomasetti. Presidente, mi scusi, l'avvocato Antille, io dovrò andare via da qualche secondo, nomino sostituto processuale l'avvocatessa Mirella Viscuso. Grazie. Si accomodi. Lei è il signor? Data di nascita, luogo e luogo di residenza. Va bene. Legga la formula del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla quanto di mia conoscenza. Sì, adesso ascolti le domande del pubblico ministero. Tomasello, che attività svolge? Attualmente sono disoccupato, lavoro alla giornata. In precedenza che attività svolgeva? Parli più vicino al microfono, signor Tomasello, e possibilmente a voce un po' più alta, in modo che sentano tutti. Facevo il geometra. Prima fino a quando? Fino al 94. Faceva il geometra libero professionista oppure alle dipendenze di altri? Alle dipendenze di altri. Vuole indicare le dipendenze di chi? Ultimamente ho lavorato con l'impresa Arena di Sant'Agata di Battiati e precedentemente ho lavorato con un'impresa di Paternò. Come si chiamava questa impresa? I Fratelli Mirenna. La sede di questa impresa dov'era? Era a Paternò. Lei ricopriva quale compito in particolare? Faceva il geometra oppure aveva cariche sociali all'interno di questa azienda, di questa società? Di questa azienda io facevo soltanto il geometra contabile. Che tipo di società era? Una SNC. E da quanto tempo lei conosce i fratelli Mirenna e in particolare Mirenna Giuseppe? Dall'86. Come lo aveva conosciuto? Così per lavoro cercavano un geometra e mi sono presentato da loro. E questo mi pare lei abbia detto è avvenuto nell'86? Sì. E per quanto tempo ha lavorato alle dipendenze dell'impresa Mirenna? Fino all'89 mi sembra. Per andare dove poi? E poi ho fatto l'amministratore di un'altra società. Per favore, si aggiusti il microfono. No, ancora non è orientato bene, cerchi di alzarlo. Forse ora. Prego. Quindi lei diceva ha fatto l'amministratore di un'altra società? Sì. Che tipo di società era? Era una SRL, sembra che facevano lavori pubblici. Come si chiamava questa società? GESPAC. Lei dice faceva lavori pubblici? Sì. Innanzitutto la sede di questa società dov'era? Era a Roma, però poi è stata trasferita qua a Catania. Fin quando è stata a Roma e dopo quanto tempo è stata? Ma a Roma è stata per poco tempo, è stata rilevata qua, è stata trasferita qua. È stata trasferita qui.
Ed è una società ancora operante oppure ha finito di operare? Non lo so perché io poi nel 92 diciamo, non ci sono stato più, ho dato le dimissioni. Che forma societaria aveva questa Gespac? Una SRL. Ricorda chi ne fossero i soci? Sì, i soci erano Mirenna Maria e Emanuele Concetta. E cioè? Praticamente erano le mogli, diciamo, dei titolari dove lavoravo prima io. Che si chiamavano Mirenna Giuseppe, uno e l'altro come si chiama? Antonino. Mirenna Antonino. Perché erano fratelli Mirenna. E questa società aveva sede a Roma e operava a Roma oppure... No, operava qua a Catania. E che tipo di attività? Vogliamo innanzitutto focalizzare nel tempo. Lei per quanti mesi o anni è stato l'amministratore di questa società SRL? E nel periodo in cui lei è stato amministratore unico di questa società, che tipo di lavori pubblici, lei ha detto, la società ha svolto? Abbiamo fatto solo 2 lavoretti, non abbiamo fatto grossi lavori, diciamo, piccole cose. Quali sono questi 2 lavoretti? Abbiamo fatto un lavoro a Zafferana e un altro qua a Catania. Abbiamo fatto piccoli lavoretti, non è che erano... E a Catania che tipo, qual è stato questo lavoretto fatto a Catania? Abbiamo fatto una profumeria a Catania. Avete fatto nel senso che l'avete costruita oppure avete ristrutturato? Diciamo ristrutturato l'immobile ad adibirlo, diciamo, a profumeria. Ricorda quale fosse la denominazione di questa profumeria? Templum. Come? Templum. Ricorda dove era ubicata questa profumeria? La via, ora non me la ricordo precisa, ma è sotto Tremestieri. Sa da chi era gestita questa, di chi era la titolare o il titolare, a chi appartenesse questa profumeria? Io proprio a chi apparteneva non lo so, perché io praticamente mi interessavo di più per quanto riguarda il lavoro, diciamo. Quindi precisamente non me lo ricordo ora chi era la titolare o titolare. Le è stata fatta una domanda specifica dai carabinieri allorché lei è stato sentito come persona informata sui fatti il 26 novembre del 1992 e a questa domanda ha dato una risposta. Ricorda la risposta che ha dato? Ora non me lo ricordo esattamente cosa ho detto allora. Cosa ha detto allora? Avrà detto una cosa che certamente in quel momento sentiva di dire, immagino. Le contesto che lei a specifica domanda dei carabinieri che le chiedevano sa chi era il proprietario della profumeria, lei ha risposto Ercolano Maria. Non mi ricordavo, ecco, il nome. Ah, non si ricordava il nome? Non ricordavo il nome. Ecco, lei conosceva la signora Ercolano? Io la signora l'ho visto o 1 o 2 volte, diciamo, in tutto l'arco del tempo del lavoro. Cioè la signora stava all'interno della profumeria, gestiva la profumeria? Ci siamo incontrati una volta durante il lavoro, 1 o 2 volte durante il lavoro e basta. Questi lavori in che cosa sono consistiti esattamente? Sono consistiti, diciamo, praticamente nel ristrutturare il locale, a farlo, diciamo, ad adibirlo, diciamo, all'esercizio che doveva fare. Ma cioè il locale già esisteva, la profumeria già esisteva oppure... C'era il locale praticamente, una bottega, ed è stata ristrutturata per farlo, diciamo, adibirlo a questo negozio. Lei ha accennato al fatto che avete fatto un altro lavoro a Zafferana. Sì. Quando l'avete fatto questo lavoro? Prima o dopo il lavoro alla profumeria Templum? Prima l'abbiamo fatto. Lei in effetti che tipo di lavori ha fatto a Zafferana? Era una fognatura.
Una fognatura? Una fognatura stradale. Stradale. Sì. Cioè, quindi avete avuto un rapporto di lavoro con il comune di Zafferano? Diciamo, non proprio col comune. Le dico questo perché lei a specifica domanda ha risposto il 26 novembre del 92: durante la mia permanenza in carica protrattasi fino all'aprile del 92, la società ha soltanto eseguito lavori di ristrutturazione di una profumeria denominata Templum, ubicata, quindi non aveva fatto cenno di altre attività. Sì, perché praticamente... Insomma, questi lavori, le chiedo, questi lavori a Zafferano li avete fatti oppure no? Praticamente non è che l'abbiamo fatti direttamente noi, avevamo la manodopera, diciamo, abbiamo prestato la manodopera come operai, questo qua. Quindi l'attività direttamente veniva svolta da un'altra impresa? Certo. E voi avete soltanto messo a disposizione dell'impresa appaltatrice la vostra manodopera? Certo. Lei sa che tipo di rapporti ci fossero tra il Mirenna e innanzitutto conosce il signor Aldo Ercolano? No, non lo conosco. Non l'ha mai visto? No. Quindi inutile chiederle che rapporti ci fossero tra... Neanche l'ho mai visto. Ecco, non l'ha mai visto. Lei percepiva qualche emolumento per l'attività che svolgeva di amministratore unico della GESPAC? No, praticamente no. E come mai faceva questo lavoro pur non percependo nessun emolumento? Perché io, diciamo, praticamente lavoravo con il signor Mirenna e quindi, diciamo, direttamente come società, diciamo, non percepivo niente, però lavoravo, ero stipendiato da loro. E questa società che fine ha fatto, la GESPAC? Non glielo so dire perché io dal 92, dall'aprile 92 non l'ho più... mi scusi. Diceva? Lo ripeta, visto che qualcuno dice che non ha sentito. Praticamente io dall'aprile del 92 non l'ho più vista più, non ci siamo mai più incontrati, diciamo, con questa società. Lei ha detto di aver conosciuto il Mirenna nel 1986, se non ricordo male, e lo ha conosciuto per ragioni di lavoro oppure per altre ragioni? No, soltanto per ragioni di lavoro. Lei sa se il Mirenna svolgesse altre attività oltre quella imprenditoriale nel settore delle edilizie? No, completamente no. Non altre domande? Ci sono interventi? Può andare, grazie. Allora, a questo punto sospendiamo l'udienza. Sì. Lei può andare. Ci sono due testi la cui posizione è brevissima. Avanti allora. Se ritiene in modo da non farli tornare, ma veramente breve. Avanti, sì. Se siamo d'accordo. Facciamolo accomodare, sì. Uno alla volta. Chi sono? Presidente, scusi, io mi devo allontanare per ragioni personali. Nomino sostituto il collega Culisano, visto che esiste anche gli altri. Cocuzza Roberto. La dottoressa Donia, per favore. Si accomodi. E il signor? Cocuzza Roberto.
La data e il luogo di nascita e il luogo di residenza, signor Cocuzza. 7/5/61, residente in Catania, viaggiare 25. È nato a Catania? Sì, a Catania. Legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nelle mie deposizioni, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Adesso ascolti le domande del pubblico ministero. Signor Cocuzza, che attività lavorativa svolge? Io lavoro alla Sigros. Da quanto tempo? Dall'81. Le ricorda di un incendio avvenuto al magazzino Sigros nell'anno 91? Sì, perché ero là. Lei che compito ha specificamente? Io allora, quando è successo l'incendio, facevo il carrellista stoccatore. Ora faccio il magazziniere. Lei ebbe modo di apprendere, o personalmente o attraverso suoi colleghi, cosa fosse avvenuto esattamente? Completamente, perché noi l'entrata merce si trova alla parte opposta dove è successo un incendio, quindi io personalmente non ho visto niente. Se ne è rese conto personalmente dell'incendio? Sì, perché... Un momento, signore, deve cambiare la striscia. Il Ministero può procedere. Stava dicendo allora? Io stavo tornando dallo stoccaggio di un bancale e abbiamo visto l'incendio, ho visto l'incendio. Ha mai appreso dai suoi colleghi quella sera stessa successivamente se l'incendio fosse stato fatto dolosamente? I miei colleghi si trovavano all'uscita merci, hanno parlato. E cosa dissero esattamente? Che avevano visto delle persone, però io proprio non ho visto niente, quindi non posso dire ho visto o meno. Se si può sforzare di ricordare quello che dissero, se lo ricorda chiaramente. Che avevano visto delle persone incappucciate che avevano buttato della benzina, non lo so se fosse benzina o meno, qualche cosa infiammabile, ecco. E vi erano state, ricorda se vi erano state delle azioni anche nei confronti dei suoi colleghi da parte di questo questo? non glielo posso dire, guarda. Lei quando è stato sentito dai carabinieri il 12 febbraio 91, carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, ebbe a dichiarare, questo è un po' quello che ha detto: ho appreso dopo dai miei colleghi che poco prima alcuni individui armati e travisati erano penetrati all'interno del deposito immobilizzando i miei colleghi presenti, e poi continuava spargendo sulla merce del liquido infiammabile. Ricorda che... Io ho detto fino ad ora, no? No, quello che ho detto... No, sul discorso dell'avere immobilizzato i suoi colleghi. Vabbè, sono passati 4 anni, quindi non posso ricordare tutto. Ora ricorda di aver detto queste cose? Sì, lo affermo. Le ditte che operano come trasporto merci con il Sigros, sia allora che adesso, sì. Lei ricorda qualcuna di queste ditte? Ma ce ne sono tante. C'è la ditta Riela che lavora anche con noi, sia i trasporti come interni che come esterni. Poi qualche altra ditta? Poi c'è la messaggeria, c'è Fratelli di Martino, ce ne sono tanti che vengono. Conosce la ditta Bartolini? Sì, la conosco perché... Sa se opera o ha mai lavorato con il Sigros? Scusi, può ripetere, non ho capito bene. Se la ditta Bartolini ha operato nel settore trasporti con il Sigros? Vengono là a scaricare della merce, però se ha operato con la Sigros non lo so. Ho finito, Presidente. Altre domande? Ci sono interventi? Può andare. Presidente, solo una domanda. Sì. Lei ricorda se qualcuno dei malviventi, diciamo, si chiamasse con altri con un nome? Non glielo posso dire perché io proprio non li ho visti. Ecco, ma ha sentito dire dai suoi colleghi se qualcuno veniva chiamato per nome? Esattamente, no. Io lo so dire. Questo lo potrebbe chiedere ai miei colleghi che li hanno visti, cioè non lo so, io lo saprei dire. Va bene, grazie. Posso andare? Sì, può andare. Grazie. C'è l'ultimo? Deve venire dall'altro lato. Sì. Perché avete telefonato? praticamente ancora non è che c'è personale stabile. Quindi quello che tu ci fa fuori perché
è distaccato là, io non avevo visto mettere mano. Ma chi ha telefonato? Sì, abbiamo telechiamato dall'altra parte per farlo venire per riattaccare gli aerei. Ecco, è arrivato. Io sono pazzo, ma come tendono a fare? Infatti, devono fare un collaudo prima. Ah, il collaudo l'hanno fatto, il collaudo la vuole. La cosa seria è la reazione, perché la reazione è veramente da sistemare. Il resto, mi pare che con il silenzio sono un po' ovviati. Ma secondo me, abbiamo visto ora, nelle ultime deposizioni, che con il silenzio in tutto si sente benissimo. Causa Bogana fare un po' di diceva Genovese che la stessa tutta la stessa storia. Prima hanno fatto così che non si sentiva, poi hanno messo i microfoni e hanno fatto parlare, si sentiva un po' forte. Allora, lei signor? Cocuzzangelo. È nato dove? 28/7/55 a Catania. Risiede a Catania? Sì. Legga la dichiarazione di assunzione di responsabilità per la testimonianza. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì, adesso ascolti la domanda del pubblico ministero. Signor Cucuzza, che lavoro svolge? Sono al ricevimento merci Sigros. All'epoca dell'incendio del Silos, lei già lavorava in questa struttura? Sì, io è dal 73 che lavoro in questa struttura. Ecco, di quel giorno in cui si verificò l'incendio, il 12 febbraio 91, cosa ricorda in particolare? Noi normalmente stavamo lavorando a quell'ora quando era il periodo di Carnevale, si sentiva il fuoco sembrava uno scherzo, ma ci siamo accorti effettivamente che uno scherzo non era e siamo usciti tutti quanti fuori. Ecco, ricorda di aver visto persone incappucciate, comunque... No, nel nostro settore onestamente non si è presentato nessuno né a minacciare né altro. Noi abbiamo preso il quanto salvabile, bollette e fatture, perché noi siamo addetti proprio al ricevimento merci ed era importantissimo salvare almeno quello, siamo usciti fuori e basta. Ecco, l'incendio dove si era propagato esattamente? Ma alle spalle del ricevimento merci, adesso non avendo la pentina del deposito la spiegherei così verbalmente, però lo faccia sinteticamente. Noi ci trovavamo, come i signori sono messi qua sulla mia destra, e alle spalle si è sviluppato il fuoco, che poi c'era una parete addirittura che nascondeva tutto. Che il deposito adjacente solamente tramite delle porte particolari. Lei ha avuto modo poi di parlare con i suoi colleghi, con i colleghi che erano stati più presenti al luogo dove era intervenuto l'incendio, ha avuto modo di parlare con loro sulla dinamica? Onestamente parlando no, perché la stessa sera ci hanno portato al nucleo di carabinieri di Paternò dove noi abbiamo rilasciato la dichiarazione. Ecco, lei però ha rilasciato le dichiarazioni da cui si evince che comunque ebbe modo di apprendere quantomeno il numero dei malviventi che erano entrati. No, per voce di corridoio di qualche collega, insomma, si parlava di 6-7 persone, però ripeto a dire, sono voci così che uno... Ecco, ma non sono voci indiscrete, sono voci che lei ha appreso dai suoi colleghi. Sì, a quell'epoca qualcuno avrà detto questa cifra, cosa che io non ho visto. Ma ricorda se ha saputo che si trattava di persone che erano a viso scoperto oppure se avevano qualche... Questo non so rispondere. Lei in effetti ha dichiarato ai carabinieri che la interrogavano che aveva saputo dai suoi colleghi che mi è sembrato di capire dai miei colleghi che i malviventi dovevano essere 4-5 armati di fucili e pistole nonché col viso coperto da calzamaglia. Qualche collega aveva visto qualcosa, ripeto, per l'incarico che ho io nel posto dove io mi trovavo. Onestamente io non ho visto niente come... Ho capito. Ricorda se qualcuno dei suoi colleghi ebbe a dirle che i malviventi si chiamavano tra di loro per nome o qualcheduno dei... Completamente no, per questo. Non ho altre domande.
Ci sono altri interventi? Può andare. Signor Presidente, mi scusi, una domanda, scusi, una domanda al test cortesemente. Signor Cocuzza, senta, lei ha riferito di non essere presente e di avere avuto delle dichiarazioni fatte dai suoi colleghi, delle confidenze, si è parlato, sì. Qualcuno ha detto giustamente che Stato fosse minacciato o altro. No. Sì, mi ascolti, la mia domanda è questa, perché lei è stato sentito dal nucleo operativo, dai carabinieri di Paternò. Sì, era avventato. Perfetto, è stato sentito anche lei. Lei nel corso di quella dichiarazione riferì, e io le chiedo se lei oggi lo ricorda, riferì che alcuni, mi faccia completare la domanda, ecco. Lei riferì in quell'occasione che alcuni suoi colleghi le dissero che uno dei malviventi che era entrato nel deposito era di carnagione scura, cioè si trattava di un uomo di colore. La mia domanda è questa: lei ricorda questa circostanza che ebbe a riferire a quell'epoca? Sono state sicuramente parole mie, perché ripeto a dire, non potevo dire quello che io non avevo visto. Ho capito, lei lo ha riferito, io le chiedo, ricorda che questa circostanza contenuta nel verbale di dichiarazioni le fu riferita dai suoi colleghi? Oggi non la ricorda. Nessun'altra domanda, grazie. Chiedo scusa. Riguarda sempre il test? Chiedo scusa, ma l'avvocato Viscuso ha fatto una contestazione in quella maniera? Io sollecitavo il ricordo del test. Sì, ma vale il test vale come contestazione, quindi ne chiedo la produzione. Grazie. Possiamo licenziare il test? Sì. Può andare. Allora, a questo punto sospendiamo sino alle 16:30 e riprendiamo l'udienza nell'aula prima. Consentiamo un intervento su questo impianto di amplificazione. Sull'impianto di reazione possono lavorare anche mentre noi facciamo udienza, mi è stato detto, e quindi vedranno. Ma dico, non aspettatevi miracoli, né per l'uno né per l'altro.